Una notizia che ha scosso la città di Agrigento è quella della morte di Dario Di Nolfo, una morte tragica, quella del 27enne deceduto in seguito a una tremenda esplosione che si è registrata a Lisbona e dovuta a una fuga di gas, 5 in totale feriti. Fatali per il giovane agrigentino sarebbero state le ustioni provocate dall'incendio sviluppatosi dopo la detonazione. Dario Di Nolfo, laureato in economia, era figlio di un impresario del settore delle pompe funebri agrigentino e seguiva un master a Londra e si trovava in Portogallo per seguire il programma Erasmus. Si trattava di un ragazzo molto noto in città, conosciuto anche per il suo carattere solare. Tanti gli attestati di solidarietà alla famiglia da parte delle istituzioni, come quello dell'Akragas Calcio. I dirigenti, i tecnici, i giocatori, i collaboratori partecipano al dolore per la tragica scomparsa in Portogallo del giovane agrigentino Dario Di Nolfo, figlio di Roberto, tifosissimo dell'Akragas e da sempre vicino alla società biancazzurra. Piange anche il gruppo folk Valdacragas. Abbiamo appreso la notizia della precoce scomparsa di un componente del nostro gruppo. Lo ricordiamo sempre sorridente, educato, sensibile, ironico, affettuoso, ambizioso e amante del nostro folklore. Siamo addolorati e sconvolti per l'accaduto. La solidarietà alla famiglia Di Nolfo arriva anche dal presidente del Consiglio Comunale di Agrigento, Giovanni Civiltà, che insieme all'intero Consiglio Comunale si unisce al dolore che ha colpito la famiglia Di Nolfo per la tragica e prematura scomparsa del figlio Dario. Con lui, ragazzo brillante, allegro, sincero e amante della vita, va via un giovane innamorato della sua terra. Tra gli attestati di solidarietà alla famiglia anche quello del sindaco della città, Francesco Miccichè. Mi associo al dolore della famiglia dell'amico Roberto Di Nolfo per la morte del giovane figlio Dario. Sono addolorato, è una notizia che ha lasciato basiti tutti. Nessuno si poteva mai aspettare un dolore del genere, una morte così assurda. Ancora oggi, nel 2021, succedono queste tragedie e spesso c'è anche l'imprudenza o la negligenza di chi dovrebbe garantire la sicurezza anche ai nostri figli. Sono vicino alla famiglia, peraltro papà, amico mio, grande amico, persona splendida, famiglia splendida, famiglia di lavoratori, di gente per bene, e questo mi rattrista tantissimo.